Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. In Calabria potrebbero nascere 100.000 nuove imprese grazie al bando Resto al Sud. Il decreto è pronto e si aspetta la firma del Ministro per la coesione territoriale De Vincenti. In Calabria Confindustria pronta ad aprire gli sportelli per sostenere i futuri imprenditori rigorosamente under 35 come previsto dal provvedimento. Sentiamo Rosalba Baldino. Il ministro della coesione territoriale Claudio De Vincenti nei giorni scorsi all'Università della Calabria ha ribadito l'impegno del governo per il Sud. Servono fatti e non parole, posti di lavoro e non promesse in una terra in cui i giovani rifanno la strada dei loro nonni ed emigrano. Frenare le partenze è l'obiettivo del bando Resto al Sud, con una dotazione finanziaria complessiva di 1.250 milioni di euro. È rivolto agli imprenditori under 35 residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Confindustria Cosenza aprirà uno sportello informativo. E noi abbiamo già preso i primi contatti e avvieremo le procedure per essere accreditati, per cui non appena sarà firmato il decreto ministeriale da parte del ministro De Vincenti, che sarebbe il ministro per la coesione territoriale, noi saremo operativi per dare informazioni con il nostro sportello. Il decreto prevede finanziamenti fino a 50.000 euro con quota del 35% a fondo perduto e quota restante a tasso zero. Secondo le prime stime in Calabria dovrebbero nascere 100.000 nuove attività, ma i giovani dovranno avere una propria dote, cioè anticipare i soldi. È stata prevista la possibilità di una convenzione tra Ministero dello Sviluppo Economico e istituti di credito, di sottoscrivere una convenzione che darà la possibilità di avere il finanziamento del 65% da parte di un istituto di credito. Quindi i giovani non devono anticipare alcunché. Chi valuterà la validità dei progetti? Il soggetto gestore è Invitalia, è stato previsto nel decreto, è Invitalia. Ovviamente sarà valutata la qualità del progetto, quindi non è un click day, anche se funziona attraverso la piattaforma per cui il funzionamento è cosiddetto a sportello. Non è che le prime domande vengono accolte, ma viene fatta una valutazione nel merito della domanda, per cui il progetto più valido sarà ammesso. C'è bisogno di un business plan quando si presenta l'idea progettuale? In linea di massima sì.